per rinunciare ad un ruolo sociale attivo e lavorativo. Questo penso che sia sacrosanto. Che chiaramente mi interessa molto è la rappresentanza femminile in politica, chiaramente, e anche se negli ultimi anni abbiamo registrato un'inversione di tendenza, perché stiamo iniziando a vedere delle donne occupare i luoghi apicali della politica, siamo ancora di sotto del 30%, che è la soglia minima perché la rappresentanza femminile sia appunto efficace. Ecco perché sono anche orgogliosa di sostenere Maura Veronesi come sindaco, perché credo che qualora diventassi sindaco rappresenterebbe davvero un elemento di novità e anche un elemento di rottura in quella che è tutta la storia della nostra città. È quella filosofia di vita per cui la persona disabile deve essere libera di scegliere e di organizzare la propria vita e di riuscire ad esprimere i propri talenti. Nel 2009 l'Italia ha ratificato la Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità e in particolare l'INEA nell'articolo 19 ci ha specificato che la persona disabile deve scegliere dove, come e con chi vivere. Questo è un diritto sacrosanto, però purtroppo al giorno d'oggi ancora questo non accade e ve lo dico perché. Buonasera, chiaramente di dovere, ma anche un piacere darvelo. Io non mi ricordo più dove siamo rimasti. Allora devi dire chi sei, che cosa fai? No, siamo rimasti che Portoviro era la città più importante del Veneto, o no? Siamo rimasti che abbiamo fatto la piscina, siamo rimasti che abbiamo fatto il palazzetto dello sport, siamo rimasti dove ci ricordiamo le piazze che oggi possiamo fruire, ahimè, un po' di più avanti, ma ci penseremo noi. Siamo rimasti a Portoviro invidiata da tutti e siamo rimasti dove? Dove siamo adesso? Poveri, un po' bistrattati e dobbiamo rinascere. C'è stato anche un decreto del Presidente Ciampi qualche anno fa che ci ha detto che siamo città e noi siamo orgogliosi di essere città, però oggi non stiamo vivendo in una città. Lo dico senza far polemiche perché le polemiche non si fanno più. Ho apprezzato molto chi ha detto noi dobbiamo guardare avanti. Noi non dobbiamo fare cabaret, noi non dobbiamo dire male di nessuno, noi a tutte le altre liste diamo un in bocca al lupo di buono. Solo una cosa dico, è un inciso che dico, facciamo gli auguri, ma che arrivino tutte seconde. Ottimo proposito. Ecco, io non mi dilungo a dire altre cose perché una squadra così meravigliosa come un sindaco eccellente non merita ripetizioni. Io dico che sono disponibile per voi come ho sempre fatto, sono una persona normale come voi. Cosa vuol dire normale? Vuol dire che siamo tutti normali, però la disponibilità a volte è mancata in qualcuno. E questo è un simbolo, è un sintomo di arroganza che qui dentro, qui non ci deve essere. Quindi cara Maura, alzati in piedi, mi devi dire che sarai una ragazza sindaco, umile, capace, brava e disponibile. Confermo tutto sul ragazzo, ormai Doriano, tu sei sempre un fondatore, ma ragazza, insomma, sono sicuramente una donna che, scusatemi, io stasera sono senza occhiali, però le lenti a contatto, fornite dall'ottica Zaia. Io cerco di salutare tutti come salutavo prima, non saluto né più né meno rispetto a prima, perché sai, c'è sempre il saluto da campagna elettorale mi ricollego a quello che ha detto Luca quando parlava di certezza, di competenza, di capacità, e io lo ringrazio per tutti i complimenti, la ringrazio per tutti i complimenti che tutti mi hanno fatto e mi auguro, spero, mi impegnerò al massimo. Quello che possiamo fare, come diceva bene Francesca prima, non abbiamo una bacchetta magica, ma quello che possiamo fare è metterci tutto quello che abbiamo, tutto il cuore che abbiamo, tutta la passione che abbiamo per essere all'altezza della situazione, essere all'altezza del voto dei nostri concittadini e dell'impegno che i nostri concittadini ci daranno. Quindi questo è il mio impegno. Credo di aver imparato da uno dei migliori maestri, perché credo sia stato sicuramente, indubbiamente, il sindaco più amato della città di Portoviro, tant'è che guarda, adesso non vuole che lo
di Luigi Palenzo che è lì dietro, andavamo in una pizzeria durante l'ultima campagna elettorale scorsa e ogni tanto la signora ci diceva ah sì, Doriano il mio sindaco, e questo era un elemento per cui noi, una bella signora certo, per cui vedevamo sempre un po', però insomma l'ho detto tante volte, solo gli stupidi dicono che non si contraddicono e solo gli stupidi continuano imperterriti nella loro strada. Credo che gli uomini hanno proprio la capacità di recuperare, di imparare degli errori e di non dimenticare mai da dove sono partiti, di non dimenticare neanche dove vogliono arrivare e di rinsaldare sempre l'amicizia. Io ti cedo su... Ah, prego. Io devo dire qualcosa, Portoviro si è spenta, no? Poco da fare. Allora, prendiamoci qualche responsabilità, qualche promessa. Qui abbiamo sempre Luca Doni che ha spento Cotarina, bisogna dire, no? Donata è più vivace, grazie alla Proloco, grazie anche alla struttura. Qui abbiamo un centro che sta andando in rovina. Ecco, cerchiamo di prenderci questo impegno, ma ora che in agosto si accendono le luci anche qui a Contarina con il centro Luca Doni, perché lì arrivano mamme, arrivano genitori, arrivano tutti gli sportivi e lo sport sappiamo che è un veicolo molto importante per crescere, la cultura arreda lo sport perché la Maura, io mi ricordo quando siamo partiti ha veramente fatto crescere la cultura in un modo incredibile, ma saprà fare anche le altre cose, perché ci sarò anch'io. No, grazie a tutti. Chiudi per favore. Chiudo facendo dei ringraziamenti, rinnovando il grazie ad Elena Donazzan, ringraziando tantissimo Pier Giorgio Cortellazzo che mi ha telefonato durante tutta la fase della campagna elettorale rincuorandomi solo come lui sa fare, perché è veramente estremamente energico e lo è sempre in tutto quello che fa e come affronta tutti i giorni appunto le avversità, ma anche quello che le prove della vita e le prove del consigliere regionale. E anche mi avevi promesso ci sei come sempre, non dimentichi nulla. Ringrazio anche dietro tutta la sera in piedi il vice sindaco di Adria Federico Simoni nascosto e la collega Angela Zambelli per il sindaco di Crespino, ma anche e torno, simbolo che gli lenti a contatto funzionano, anche Iuli Zanellato che è stato tutta la sera in fondo. Non aver dimenticato nessuno. Pensavo che forse per me avevo accolto anche proprio il motivo perché è un bel ragazzo, ma io ho un'altra idea sull'amore e quindi questo lo diamo alla regina della serata e mi auguro il prossimo sindaco di Portoviro. Ultimo, grazie ad Enea Marangoni, non l'ho dimenticato che nei prossimi giorni andrà a girare un corto sulla violenza contro la violenza delle donne, sulla differenza di genere per il Ministero della Sanità, delle politiche sociali e quindi comincia già a far volare alto Portoviro. Grazie. Mentre noi facciamo la foto di rito, credo sia giunto il momento per, non dico fare un brindisi antitempo, però insomma celebrare tutti gli amici che sono venuti questa sera. Grazie. Buona serata a tutti.